10 anni fa la strage di migranti nel mare di Lampedusa. Nessun passo avanti per evitare altre tragedie. Chiusa la sottoscrizione per l'aeroporto di Agrigento. La soddisfazione dei promotori. Ora però non bisogna mollare. L'iniziativa di un ministero che si occupi della pace avviata a Palermo. Si costituisce nel messinese l'assassino di un ex poliziotto. L'Acragas domani a Castrovillari. Benvenuti su TVA Notizie. Oggi giorno di ricordo e di dolore per la tragedia di Lampedusa. 10 anni non sono bastati purtroppo per evitare altre tragedie. Sono trascorsi 10 anni dalla strage di migranti nel mare di Lampedusa e oggi è il giorno del ricordo di quel naufragio che spinse Papa Francesco al suo primo viaggio apostolico nell'isola, accolto dall'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, oggi cardinale, nominato proprio da Papa Francesco. Dicevamo del ricordo che segna la giornata di oggi, ma anche del dolore per i 368 morti, uomini, donne, ma anche tanti bambini. Sono passati 10 anni, ma in mare, davanti a Lampedusa, si continua purtroppo a morire e soffrire, perché il calvario di tanti poveri cristi non è cessato, mentre da Roma arrivano segnali che non incoraggiano, ma servono solo a creare inutili diatribe tra governo e magistratura. Quel che serve per risolvere una volta e per tutte la questione e tentare sul serio di salvare la vita ai disperati, quel che serve, insomma, non si riesce invece a trovare. Si continua a polemizzare sulla pelle di chi sicuramente, ne siamo certi, farebbe a meno di gettarsi a mare e morire come le 368 persone quel 3 ottobre di 10 anni fa. 10 anni non sono stati sufficienti per gestire al meglio la questione ed evitare soprattutto la speculazione. Eppure, appena qualche settimana fa, Giorgia Meloni a Lampedusa disse: ce la stiamo mettendo tutta. Intanto, per non dimenticare, sarà una corona gettata sul punto della tragedia del 2013 nel mare di Lampedusa, alla presenza delle autorità giunte da Agrigento, tra cui l'arcivescovo Alessandro Damiano. Chiusa la sottoscrizione per l'aeroporto di Agrigento con un grande risultato e il deputato Calogero Pisano ringrazia gli agrigentini. Arturo Cantella. Buone notizie per il costituendo aeroporto Agrigento Valle dei Templi, come si evince dal video pubblicato dal parlamentare agrigentino onorevole Calogero Pisano, che afferma come grazie ad alcuni imprenditori, gente comune che ha creduto nel progetto, ha ritenuto di investire nella fattibilità dell'iniziativa, che ricordiamo fu presentata lo scorso 1 giugno al Teatro Pirandello, dove appunto fu istituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, un primo passo concreto che, visto i risultati raggiunti, si è formalizzato con la sottoscrizione aperta a tutti delle azioni ordinarie che hanno costituito il capitale iniziale della società Aeroporto Valle dei Templi. Godranno dei benefici economici che la stessa struttura genererà. Dotate all'area centro-meridionale della Sicilia, almeno di uno scalo aeroportuale, ha due finalità sostanziali: una, quella di accorciare le distanze per ogni esigenza di salute, turismo, studio, lavoro e altro destinare alle imprese le medesime opportunità del resto d'Italia, come fu nell'intento della lettera fatta dai promotori del costituendo comitato per l'aeroporto di Agrigento. Un plauso di ringraziamento arriva oggi direttamente dal parlamentare agrigentino Pisano, che afferma come siano stati sottoscritti dal notaio Claudio Gucciardo la somma necessaria di 2.007.000 euro per andare avanti nel progetto. Vi avevamo promesso che il giorno 30 settembre avremmo chiuso le sottoscrizioni per l'aeroporto, per la società Aeroporto Valle dei Templi, e questo è stato fatto. Il 30 settembre presso il notaio Gucciardo sono stati sottoscritti 2.007.000
7.000 euro che ci permetteranno di definire di qua ai futuri 3 mesi la nuova società Aeroporto Valle dei Templi. È un grande successo, c'è stato il coinvolgimento di tante, di persone fisiche e di società, di tante società piccole che hanno inserito poi migliaia di euro e anche di 5 grossi gruppi imprenditoriali che hanno sposato in pieno questo progetto, come la famiglia Mirabile, Milia, Sodano, Geraci e Mattina, a cui va un grosso ringraziamento, dove hanno messo un apporto di capitale sostanzioso. Ma oltre a questo oggi veramente siamo davanti, abbiamo raggiunto l'obiettivo e siamo veramente davanti a un grande successo che si prospetta di quei futuri mesi. Allora, cosa vi dico, cari amici miei agrigentini? Che oggi veramente, se una cosa si vuole fare in questo territorio, basta crederci, e noi ci abbiamo creduto. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto, l'aiuto di tanti cittadini, di tanti sostenitori che in questo percorso ci devono stare accanto, perché questa infrastruttura che verrà, speriamo, verrà fatta nel più breve tempo possibile. Noi il nostro l'abbiamo fatto, ora abbiamo bisogno del vostro sostegno, del sostegno di tutti i cittadini di questa provincia, abbiamo bisogno del sostegno di tutti i piccoli imprenditori, dei piccoli commercianti, degli albergatori, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché noi vogliamo realizzare questa meravigliosa opera e abbiamo bisogno di voi. E in tutto questo permettetemi una citazione che io ho messo sin dall'inizio sui post quando abbiamo iniziato questo percorso: se puoi sognarlo, puoi farlo. E sulla sottoscrizione per l'aeroporto arriva il commento positivo dell'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle. Adesso, dice il deputato, bisogna continuare questa giusta battaglia per una struttura indispensabile per il nostro territorio. Creare un Ministero della Pace. L'iniziativa prende il via da Palermo. Una campagna nazionale per l'istituzione del Ministero della Pace a Palermo. L'atmosfera mondiale inquinata dai conflitti al centro del Mediterraneo. Palermo ha sposato l'istanza della non violenza, promuovendo la campagna nazionale di istituire il Ministero della Pace. L'evento si è svolto lo scorso lunedì 2 ottobre nella sala Piersanti Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana. È stato promosso dalla rete di associazioni promotrici della campagna per il nuovo dicastero, supportato dal gruppo parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, patrocinato dall'Assemblea regionale siciliana e dalla Regione siciliana. Oggi abbiamo assistito a un bellissimo incontro sulla possibilità che venga istituito un Ministero della Pace. Più di 20-25 associazioni, sia religiose, cattoliche che umanitarie, stanno chiedendo da alcuni anni l'istituzione di questo Ministero. Certo è un salto politico-istituzionale molto grosso, si passa dai grandi testimoni della pace e della non violenza del secolo scorso ai movimentismi che l'hanno caratterizzato, si passerebbe a una vera e propria istituzionalizzazione, una proposta politica che però già ha in parecchie amministrazioni comunali o provinciali un sostegno, un assessorato, un ufficio, qualcosa di simile. Ci sono rischi, ma ci sono anche grandissimi vantaggi, soprattutto quello di costruire e organizzare la pace attraverso non solo la gestione dei conflitti e il tentativo di una giustizia riparativa tra i conflitti, ma anche naturalmente quello di pensare un po' al disarmo, di agire insomma in molte direzioni, sul modello di economia, sul modello di salute, di sicurezza pubblica. Un Ministero per la Pace è la riflessione che abbiamo voluto lanciare oggi dalla Sala Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana in questa giornata molto significativa, il 2 ottobre, che è individuata dalla Regione come la giornata per la promozione della cultura della pace, per la non violenza che diventi stile della politica, anche non solo attraverso attività di promozione culturale della pace, ma soprattutto attraverso anche una struttura formale che possa all'interno del sistema politico favorire la promozione della pace anche attraverso la cooperazione e la collaborazione tra associazioni, gruppi organizzati, movimenti, ma anche regioni, enti locali e istituzioni politiche. Primo trapianto di reni all'Ismet di Palermo tra pazienti con gruppi sanguigni diversi. Vediamo.
Si tratta del primo trapianto di rene fra pazienti non compatibili eseguiti in Sicilia, altri sono già in programma e verranno eseguiti nelle prossime settimane. Il trapianto AB0 incompatibile è una procedura molto diffusa negli Stati Uniti e in Giappone, ma in Italia è ancora effettuata in pochi centri. A ricevere questo trapianto di rene dopo 3 settimane di pretrattamento è stato un paziente siciliano di 58 anni. L'organo è stato prelevato con una tecnica laparoscopica mini-invasiva, favorendo una rapida guarigione per la donatrice, sua moglie di 52 anni. Dopo l'intervento entrambi sono in buone condizioni. La donna è stata dimessa in pochi giorni e l'uomo è monitorato ambulatorialmente. Prima dell'intervento il paziente che ha ricevuto il trapianto è stato sottoposto ad una specifica terapia, la plasmaferesi, che consiste nel rimuovere gli anticorpi anti-A o anti-B preformati, collegando il paziente a una macchina mediante la quale il sangue del paziente viene ripulito dagli anticorpi che altrimenti aggredirebbero l'organo. La procedura è stata realizzata in sinergia con i medici del centro trasfusionale dell'Arnas Civico di Palermo, che hanno effettuato le sedute di aferesi e il monitoraggio del titolo anticorpale nel pre e nel post trapianto. In ISMET è stato avviato il primo trapianto di rene AB0 incompatibile. L'incompatibilità di gruppo storicamente costituiva un ostacolo al trapianto di rene, in quanto comportava un rigetto iperacuto. Il primo paziente trapiantato da AB0 con gruppo incompatibile del donatore sta bene. Da un punto di vista chirurgico sostanzialmente non c'è nessuna differenza con il trapianto classico da donatore compatibile di gruppo. È sostanzialmente tutto un problema immunologico e quindi di pertinenza nefrologica. E comunque sia, anche da questo punto di vista il paziente non ha avuto nessun problema, è andato come tutti gli altri con degenza uguale, ripresa funzionale nella stessa misura. La dottoressa Buscemi ci ha proposto la possibilità di fare dei trapianti AB0 incompatibili. In Italia se ne fa in qualche altro centro, in Sicilia ancora con l'ISMET non l'avevamo fatto. Noi abbiamo accettato immediatamente la possibilità di poter fare un trapianto di questo tipo, anche perché ci fa fare un passo in avanti rispetto al nostro lavoro quotidiano. Abbiamo seguito questo paziente, il paziente l'abbiamo portato all'avere la possibilità di fare un trapianto tranquillo, senza nessun tipo di rigetto, con il dosaggio delle isoagglutinine e con le aferesi. E l'abbiamo trattato anche subito dopo il trapianto con procedure aferetiche. Noi con la metodica dell'aferesi, effettuata sempre in medicina trasfusionale, riusciamo ad abbassare il titolo, la quantità di questi anticorpi e permettere appunto che il trapianto abbia un esito, diciamo, positivo. E adesso un servizio sul degrado in pieno centro ad Agrigento. Puntuali arrivano le segnalazioni per la pulizia di alcune vie della nostra città da parte del Codacons di Agrigento. La strada in questione, via Nicone, una traversa della scalinata che scende dal centro cittadino verso la zona sud della città, in pieno centro, a 150 metri da Piazza della Stazione, vicinissima alla Banca d'Italia, una situazione di degrado igienico-ambientale da fare rabbrividire l'ASP e il Comune, senza che fanno nulla. Abbiamo aspettato, afferma il Codacons, per segnalare il problema, abbiamo aspettato ancora per capire se qualcuno provvedeva alla segnalazione, chiedendone la bonifica. Così come previsto nel contratto, 2 giorni la settimana, 2 mezzi con 4 persone a bordo dovrebbe provvedere alla bonifica dei sacchi fuori discarica, ma nessuno, continua il Codacons, ha provveduto. Questa situazione esiste da tanti mesi e aumenta sempre di più in quel tratto. Luogo abitato da extracomunitari, sicuramente abusi, nessuno controlla e sa cosa accade. Se dovesse scoppiare un incendio in quella discarica sarebbe un vero e proprio disastro ambientale, come si può vedere anche dalle immagini fornite dallo stesso Codacons. Provvedono pertanto subito uffici del comune e l'ASP ad effettuare sopralluoghi, a ordinare la bonifica dei luoghi. Dove finiscono i benefici della differenziata che ha toccato percentuali record? Perché non rendere pubblici i dati e applicare ciò che la legge impone? Questo quanto chiede l'operazione verità del responsabile regionali del Dipartimento Trasparenza Enti Locali del Codacons. Si è costituito ai carabinieri di Furcisicolo, in provincia di Messina, il presunto assassino di un ex poliziotto. Il servizio.
Un ex poliziotto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sul lungomare di Furci-Siculo. Il delitto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 19 in pieno centro cittadino. La vittima è Giuseppe Catania, di 63 anni, un ex agente della squadra mobile di Messina, da qualche tempo in pensione. L'uomo è stato raggiunto mortalmente da alcuni colpi di fucile mentre si trovava sul lungomare della cittadina della costa ionica messinese. Il presunto assassino sarebbe un amico della vittima, un 57enne di Roccalumera che, secondo quanto si apprende, si è costituito poco dopo presso la caserma dei carabinieri della sua cittadina. Alla base del delitto vi sarebbero alcuni rancori personali che ieri sono culminati nel peggiore dei modi. Proprio sui rapporti tra i due sembra che siano concentrate le indagini dei militari dell'Arma per far luce sull'omicidio. Sul luogo del delitto si è recato il sostituto procuratore di turno Roberta Laspeme. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio, dovranno fare chiarezza su quanto accaduto e accertare il movente. Si scambiavano il badge in maniera tale che in caso di assenze non giustificate ci fosse sempre qualche collega pronto a timbrare per altri. Sono oltre 100 i dipendenti della RAP travolti da un'inchiesta sui furbetti del cartellino che ha portato all'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 18 persone. Sono accusate a vario titolo dei reati di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni, appropriazione indebita. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi di Palermo sotto il coordinamento della procura sono state avviate a maggio 2021 e sono durate qualche mese tra appostamenti, pedinamenti, interrogatori e acquisizioni documentali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla RAP ci sarebbe stato un collaudato sistema nell'ambito della società integralmente partecipata pubblica con molteplici condotte di assenteismo, così spiegano dal comando provinciale. Nel corso dell'attività i carabinieri hanno inoltre scoperto 2 dipendenti in servizio nell'area logistica officina della RAP che, approfittando della disponibilità di veicoli in riparazione, avrebbero rubato persino il carburante, solo in parte recuperato, dai mezzi aziendali. Complessivamente sarebbero stati accertati 1385 episodi di assenteismo, per un totale complessivo di 2800 ore che avrebbero procurato un danno economico di circa 40.000 euro. Per la rassegna regionale dei cori siciliani, 600 persone sono state presenti ad Agrigento con 2 esibizioni in cattedrale e nella Valle dei Templi. Arturo Cantella. Ottimo riscontro ha avuto l'iniziativa che ha interessato la nostra città, coinvolta nella giornata di domenica scorsa. Dalle 9 alle 19 Agrigento e la Valle dei Templi hanno ospitato 600 coristi provenienti da tutta la Sicilia. L'Associazione regionale dei cori siciliani, Ars Cori, in collaborazione con il coro Magnificat di Agrigento, ha infatti organizzato e promosso nella giornata di domenica scorsa con il patrocinio dell'assessorato ai beni culturali della regione siciliana, del comune, dell'ente parco e dell'arcidiocesi di Agrigento, la rassegna regionale dei cori siciliani, giunta quest'anno alla sua 16ª edizione, nata per favorire l'incontro e lo scambio di esperienze tra le corali associate e al contempo offrire al territorio una giornata di musica e di spettacolo. L'evento, particolarmente partecipato, è iniziato con la sfilata per le vie principali di Agrigento, la via Atenea, Porta di Ponte, dei 16 cori partecipanti per un totale di oltre 600 coristi. Dalle 10 in poi i cori riuniti hanno eseguito Sacro Convivium nella scalinata della cattedrale, all'interno della quale alle ore 11:30 hanno anche animato la Santa Messa. Nel pomeriggio le 16 orchestre corali hanno partecipato alla 16ª edizione della rassegna corale dedicata alla musa del canto e alla poesia amorosa all'interno del Parco della Valle dei Templi. Si sono esibiti nei seguenti siti: Tempio di Giunone, della Concordia, di Giove e Tempio dei Duroschi, dove sono stati eseguiti brani di ogni epoca e genere. Alle 18 uno spettacolo unico e bellissimo dove le corali hanno partecipato, si sono raggruppate davanti al Tempio della Concordia e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli enti e alle istituzioni
che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento e ai direttori delle corali che hanno partecipato. Festival del Gambero Rosso a Licata, organizzato dall'Associazione Giovani Pescatori. E il Comune dà un supporto logistico, come sempre, organizzativo al grande evento che andrà a valorizzare il 7 ottobre il quartiere Marina, in particolare la via Sant'Andrea, proprio per ridare quel vigore commerciale che la via Sant'Andrea ha perso negli anni e per conseguentemente ridare valore agli immobili che insistono proprio nel quartiere Marina. Un lavoro di squadra, quello dell'amministrazione, guidato come sempre dall'attivissimo sindaco Angelo Balsamo, e con un gruppo di lavoro formato da me, dall'assessore Platamone, dall'assessore Sitibondo e da tutti gli altri assessori della giunta che chi più chi meno con le proprie competenze darà una mano all'organizzazione. Avremo a fianco gli alunni e gli chef dell'istituto alberghiero, come al solito le associazioni di volontariato. Insomma, sarà una grande festa il 7 ottobre dove si potrà degustare il gambero rosso, ma anche altre varietà di gambero pescate nel nostro mare. Si potrà assistere ad un convegno il pomeriggio al chiostro Sant'Angelo, dove ci sarà allestita anche una mostra fotografica e di modellini di imbarcazione da pesca. Il convegno servirà proprio a dare valore al prodotto gambero rosso e parlare delle peculiarità e delle possibilità commerciali di questo prodotto. Quindi ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Il 7 ottobre tutti a partire da Chiostro Sant'Angelo e poi al villaggio food di via Sant'Andrea. Cesare Cremonini a Palermo inaugura un nuovo campo sportivo polifunzionale grazie al suo progetto Io Vorrei. Io Vorrei è un progetto ideato da Cesare Cremonini in collaborazione con Giulio Rosca e Intesa San Paolo Assicura, con l'obiettivo di promuovere la ricerca della bellezza come valore e realizzare opere di riqualificazione urbana. Ieri, presso l'Istituto Scolastico Speroni Pertini di Palermo, l'inaugurazione del nuovo campo sportivo polifunzionale in una zona della città dove la scuola diventa un importante punto di riferimento. Questa è l'emozione grande, no? Di tornare, forse è la cosa meno scontata di quello che abbiamo fatto, cioè la possibilità di dire ai ragazzi una cosa, di promettere qualcosa, di farli sognare, di stimolarli e poi tornare. E questa è la cosa più importante, cioè non lasciare che un episodio rimanga un'isola, ma che diventi un arcipelago di esperienze che danno, secondo me, a questi ragazzi, soprattutto, come diceva giustamente Antonella, la possibilità di dire: ma allora è vero quello che si diceva, allora se una volta ho pensato di contare, di essere importante, forse posso crederci veramente. Questo è un po' il senso di questo ritorno e secondo me anche l'emozione. Cosa ti ha colpito di questo quartiere rispetto ad altri posti che hai visto in Italia? In questo momento Sperone è la trincea del futuro, l'unica trincea del futuro per questi bambini.
E quindi quello che ho capito è proprio questo, è l'unicità di questo luogo ed è un'unicità che nasconde qualcosa di così importante, così prezioso da riguardare davvero tutto il nostro paese. L'iniziativa, nata lo scorso anno nei quartieri Sperone a Palermo, Ponticelli a Napoli e sui muri di Ostia, attraverso la realizzazione di opere d'arte permanenti che raffigurano il volto dei bambini del posto, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro, prosegue ora attraverso la realizzazione di campi sportivi polifunzionali per poter vivere la scuola ancora di più come un luogo di aggregazione e di inclusione. In questo nostro percorso già decennale incontriamo tanti amici e tra gli amici più cari c'è sicuramente Cesare Cremonini, che è venuto poco più di un anno fa in occasione dell'inaugurazione del volto della ragazza del futuro, della nostra Gaia, che quest'anno frequenta la prima media ed è qua con noi, ma torna per un regalo molto bello che tutti aspettavamo, un campo sportivo polivalente all'esterno del nostro plesso Pertini, un plesso che ci siamo ripresi in questi 10 anni palmo a palmo, e quindi è oggi un momento di festa, di gioia e di abbraccio con un amico. Celebrata alla Casa di Riposo Colle Verde a cura del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, la festa dei nonni, il servizio. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal dottor Gioacchino Cimino, nell'ambito del service distrettuale Miti e Tradizioni Popolari, Conoscenze e Opportunità, ha celebrato ieri la festa dei nonni recandosi nel pomeriggio presso la Casa di Riposo Colle Verde di Agrigento per trascorrere con i cari ospiti una giornata di vera allegria, spensieratezza, stando vicino a chi ne ha bisogno. All'evento ha partecipato anche il presidente della zona 26 Giuseppe Caramazza. I soci del Club Lions Agrigento Valle dei Templi hanno preparato a mano e cucinato insieme alle nonnine cuoche la pasta fresca, come da antiche tradizioni. Al termine si è cenati tutti insieme con l'allegria del cantastorie Nino Seviroli, che ha intrattenuto tutti con le sue storie e le musiche delle tradizioni siciliane. Un ringraziamento va al service Pasta Fresca Sant'Anna di Agrigento, che ha generosamente fornito la pasta, il bar Manhattan di Real Monte e i gelati offerti al panificio Elena Bonfiglio, e ha omaggiato le nonne cuoche dei creme brulee di cucina e la tipografia Maira. È stato un vero momento di grande solidarietà, di allegria e di gioiosa festa che ha consentito ai soci del Club Agrigento Valle dei Templi di vivere appieno il vero servizio lionistico. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto, o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici sono rimasti tutti via. E gli altri partiranno dopo me. Peccato che sia dato e non loro compagnia. Se tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa. È pronto la chitarra, senza domani si vedrà, che la vita del paese troverà. Che stato sulla bocca, che la prima il mio primo amore, l'appuntamento non lo so. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa. Soprattutto, o forse niente, domani si vedrà e sarà, sarà perché sarà.
Breve pausa per la pubblicità e torniamo. Siamo alla pagina sportiva. Dopo l'amara e immeritata sconfitta con il Trapani, partita che vede sotto accusa l'arbitraggio, definito dai tifosi scandaloso, l'Acragas domani a Castrovillari. Carmelo Lentini. È assai difficile ingoiare il rospo di domenica scorsa e coincidente con l'immeritata sconfitta interna con la corazzata Trapani. Si tratta della seconda sconfitta al Destineto dopo quella subita con il Licata. Purtroppo, a parte le proteste di fine gara, rimangono solo gli elogi per la compagine dei Templi che, senza ombra di dubbio, anche se in formazione molto rimaneggiata, ha sciorinato la partita più bella e ordinata di quella sinora disputate in campionato. Pur in grande emergenza, l'Acragas ha saputo affrontare a testa alta una big del torneo con valori tecnici molto elevati. Da ieri la squadra, dopo una breve riflessione e anche gli elogi del proprio tecnico Marco Coppa, l'intera squadra è scesa in campo per preparare la sfida di domani pomeriggio fuori casa con il Castrovillari. È intenzione di tutti i calciatori di voler cancellare il risultato negativo maturato domenica scorsa. L'occasione potrebbe essere quella propizia, anche perché l'avversario di turno ha solo accumulato sconfitte in questo torneo ed occupa l'ultima posizione. Sinora infatti la compagine calabra, dopo 4 partite, ha osservato però, bisogna dire, un turno di riposo, ha realizzato un solo gol, ma ne ha subiti ben 17, con una media di quasi 4 reti a partita. La compagine calabra è allenata da Marco Colle, un ex calciatore che ha militato con il Cosenza, Avellino, Spal, Lucchese e vestendo anche in Sicilia la maglia dell'Alcamo, prima di intraprendere la carriera di tecnico. Si giocherà allo stadio Mimmo Rente a partire dalle ore 15, un impianto abbastanza capiente, e Castrovillari Acragas sarà diretta da Gabriele Sciolti di Lecce con assistenti Giuseppe Dell'Acqua e Francesco Gorgoglione, entrambi di Barletta. Mister Marco Coppa, il Castrovillari che avversario è? Secondo me stiamo andando a giocare a Castrovillari nel momento tra virgolette più sbagliato, perché il Castrovillari ha bisogno di fare punti e per cui sarà una partita secondo me veramente difficile, dove noi dovremmo cercare di essere bravi sotto il profilo dell'agonismo, sotto il profilo dell'impegno, della corsa, della concentrazione. Come ogni volta però, questa volta secondo me queste sono le partite che presentano le difficoltà più grandi. Castrovillari in crisi di risultati, ti fidi di questa formazione calabrese? No, non mi fido, non ci sono partite facili, non esistono partite facili in questo campionato. Ogni domenica vediamo risultati che sembrerebbero strani, ma la verità è che non ci sono squadre cuscinetto o squadre che sono troppo più deboli rispetto ad altre, per cui noi dobbiamo andare lì e fare la partita che abbiamo fatto contro il Trapani, contro il Ragusa, contro tutte le altre, con la stessa identica rabbia, fame, ripeto, e con lo stesso approccio. La tua Acragas come sta? La mia Acragas sta bene perché è evidente che sta bene, però come ho detto ai ragazzi dentro lo spogliatoio, adesso dobbiamo cercare di mantenere questa mentalità e la dobbiamo mantenere soprattutto quando andiamo ad affrontare questo tipo di partite, perché quello per noi è un segnale di grande crescita se facciamo bene anche mercoledì. Poco tempo per preparare questa gara contro il Castrovillari, cosa potrebbe fare domani la differenza? No, sicuramente la condizione atletica per tutti, non soltanto per noi, perché si sta giocando ogni 3 giorni, può fare la differenza, e per cui bisogna cercare di gestire bene e dosare bene le energie durante questi giorni di recupero. E poi l'aspetto psicologico secondo me diventa importante pure, per cui farà la differenza questo. E ancora a calcio parliamo di Coppa Italia e campionati minori, ancora con Carmelo Lentini.
Domani, mercoledì 4 ottobre, si ritorna in campo per giocare la gara di ritorno di Coppa Italia in Eccellenza A. In campo Pro Favara Sciacca, che si disputerà alle Collura di Porto Empedocle, però a porte chiuse. Nella gara di andata si impose lo Sciacca per 2-1. La compagine saccense sarà senza il tecnico Lillo Bonfatto, silurato all'indomani della sconfitta interna con l'Atletic Palermo. Il match verrà diretto da Antonio Gabriele Haba di Caltanissetta, con assistenti Francesco Camarda e Vincenzo Settipani di Trapani. E scendiamo di categoria. In promozione, grazie alle reti di Polito e di Brabamba, l'Empedoclina espugna il difficile campo del San Giovanni Gemini di Renato Maggio e sale in classifica generale posizionandosi con ben 6 punti. Gara gagliarda dei Granata, che hanno giocato in maniera molto ordinata, sfruttando le occasioni propizie per accaparrarsi i 3 punti in palio. Vince anche il Casteltermini, che supera sul proprio campo il Cus Palermo grazie alle reti di Dorrà e Sclafani. Perde invece di misura il Camarat sul campo del Partinica Audace per 2-1. Il prossimo turno l'Empedoclina sarà impegnata sul campo di San Vito Lo Capo. Il Casteltermini sarà ad Alcamo, il Gemini a Marsala, mentre il Camarat ospiterà il Forte Bagheria. Seconda giornata di campionato in prima categoria e prima brutta sorpresa per l'Aragona, che dinanzi ai propri sostenitori subisce una cocente sconfitta per 2-4 da parte di un bene organizzato Serra di Falco. Un pari che grida vendetta invece quello dell'Atletico Favara, che sul campo del Peppe Trico di Sommatino non va al di là del pari contro la locale compagine della sommatinese. Infatti i favaresi erano in vantaggio nel primo tempo con Salvatore Vaccaro e poi viene raggiunto invece sul calcio di rigore, che viene trasformato dal giocatore locale Di Marco. Infine brutta scoppola per l'Alessandria della Rocca, che cede pesantemente sul neutro di Gela con il Niscemi. Il prossimo turno vedranno l'Aragona impegnato a Barafranca, l'Alessandria della Rocca in casa con il Gela, infine l'Atletico Favara in campo neutro con la Mazzarese. E concludiamo con la seconda categoria, dove si è giocata la seconda giornata di campionato ed è andata meglio per la sola compagine Crispina, che si è imposta sul campo di Lercara per 3-0. Le reti portano la firma di Bellavia, che ha segnato una bella doppietta, e poi Zaccaria. 3 punti importanti che fa riprendere quota dopo la mezza battuta d'arresto di 8 giorni prima subita sul proprio campo. Perde nuovamente, questa volta al cospetto del proprio pubblico, il Cianciana di Raimondo Salemi contro un cinico e spietato Atletico Villalba. Il prossimo turno vedrà il Ribera fare ritorno in casa con la Belsitana, mentre il Cianciana sarà di scena fuori con il San Giorgio Vicari. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.